L'appuntamento è a fine mese, si spera, finalmente con qualche nome di candidato. Il direttivo della Lega del Veneto Preferi ha esaminato le 158 autocandidature arrivate per le prossime regionali e soprattutto i punti del programma. Alberto Stefani, segretario regionale, è stato subito chiaro sottolineando che la Lega proporrà un governo di continuità agli alleati e che il programma del Carroccio per il Veneto è già stato redatto al 70%. Sulla base delle autocandidature, lei parlava che ci sono anche molti amministratori. Lei in passato faceva riferimento a una possibilità di una lista di amministratori, quindi questa può essere un elemento ancora sul piatto o una lista che poi confluirà invece nella lista Lega. Assolutamente può essere un elemento importante, noi offriremo alla coalizione il meglio che possiamo dare, quindi possiamo offrire amministratori, possiamo offrire militanti, possiamo offrire sindaci, possiamo offrire persone che hanno un'esperienza nel mondo delle associazioni e noi vogliamo dare il nostro contributo, offriremo il meglio di quello che possiamo fare con la capacità di un partito che ha una storia in questo territorio. A proposito che la gente deve sapere a chi bussare alla porta, sul fronte di nomi, liste, al momento è un no comment? Ci rivediamo dopo Ferragosto? Beh sì, anche perché i nomi non li abbiamo affrontati neanche qui in direttivo, abbiamo affrontato appunto la volontà di valorizzare al meglio quello che, le candidature che sono arrivate e faremo ovviamente le nostre valutazioni settimana per settimana. Noi vogliamo offrire la migliore possibilità alla coalizione e lo faremo nelle sedi opportune. Sappiamo che la stabilità del governo e la stabilità della coalizione siano assolutamente fondamentali, però siamo un partito che questo territorio lo conosce e vogliamo avere la possibilità di offrire questa storia importante di 15 anni di amministrazione di Luca Zaia in continuità con quello che è stato fatto, perché la parola d'ordine della nostra campagna elettorale sarà continuità. A Pontida arriverete con dei nomi? A Pontida arriveremo con dei pullman e delle macchine e faremo un bel risultato e sicuramente è un appuntamento fisso. Contiamo in quel momento di essere già in campagna elettorale, ma soprattutto contiamo di poter esprimere ai cittadini veneti le nostre idee sul Veneto e sulle sfide che verranno. Ci sono tante sfide importanti, se è una società, ripeto, che cambia dal punto di vista del sociale, dal punto di vista dell'avvento dell'intelligenza artificiale, ci sono sfide sull'innovazione che dobbiamo governare e cercheremo di governarle al meglio. Lei è pronto a lasciare la torta alle visciole che le preparano nel suo luogo di soggiorno a Roma per una presenza costante qui in Veneto? Ma io penso a fare quello che ho sempre fatto, cioè avere una presenza qui sul territorio da segretario regionale, così come ho cercato di fare in questi anni, dividendomi tra Roma e territorio, perché la sinergia tra Roma e territorio, cioè tra le istituzioni nazionali e le istituzioni regionali, permette a questo territorio di avere un salto di qualità, come è stato fatto in questi anni dal presidente Zaia e dalla sua amministrazione. Quindi abbiamo bisogno di rappresentanti politici che sappiano confrontarsi con realtà nazionali e con realtà regionali, ma insomma il candidato lo deciderà il tavolo nazionale. Io sono qua a fare il mio dovere da segretario regionale di partito e di offrire alla coalizione i migliori nomi possibili. Lei parlava di continuità, quindi il nome Zaia da qualche parte ci sarà. Beh, la storia di 15 anni di un presidente come Luca Zaia è ancora presente e sarà futuro. E questo io l'ho detto in tutte le sedi, l'ho detto anche oggi, lo dirò sempre. È una storia che continua, è un binomio fondamentale per il Veneto che ha scritto una grande pagina di storia che scriverà ancora tante pagine di questa terra. Zaia sarà il presente e il futuro del Veneto. E io l'ho detto ancora 3 mesi fa, lo dico oggi, lo dirò anche nei prossimi mesi.